Questa vaina è fatta con s'aggiudu dessa regione autonoma de Sardigna, in prentas 2024-2025, lei dessa regione 22 de su 2018. Oh, saluto a tutti, benito Rauso a Corrias de Vogo, in su canale 79 de su digitali, RTS, fino a in Facebook, YouTube, tutti i canali schiolesi. Oggi depois questionare di un argomento togo, meda, con gente toga, meda, anzi, plus toga puro. Este noi Federica, ciao, benia. Grazie, saluto a tutti. Saluto a tu Federica e a Satravarti collegata, spero, Gianfranca, Salisi, due sesi. Allora noi. Bene cattata tu pure. Ascolta a me, devo fare una cosa e poi un profilo astrologico. Mi devi pinnare quando si nasce. Ah, e cosa nascia? Io mi devo su 20 di marzo del 1970. Ah, scovia sedati pure. Sì. Proprio riveliamo tutto. Non va proprio ti devo leggere questo profilo dei personologi. Ah. Dunque, tu sei nasce in una di particolari, poi stai l'ultima di hierro. Sì. E dunque sei una persona in areoso, evolvia, sviluppata, commenta femmina, però tenesi un problema, asserrai con suo passato e applicare decisioni su presenti, vero Sestri? Oh, ti torna. Allora, me lo puoi andare, sai, sto nuove gente, venendo a indagare sa personalità. Ma ti torna? Torna. Dubisi? Perché io ero liberare di questi verro, Michelu da Sara Palas, e entrare in questa stagione un allegra. Il soberano, vero? Alice corrispondere. Ah, dubisi, sono contento, dai, mi fa piacere. Andiamo a sapere a Federica che di torna di moi. Tu quando sei nascita? Su 30 mesi rosa. Ah, sei Leonedda, che a me è tutto. Andiamo a sapere. Dunque, ischi sei nasciuto in questa dì tenesi una presenza fisica importante. Ti torna? Sei persone de sostanza, tutto zucci. Però che stia in meta sa parti materiali dessa vita, più dessa spirituali. Itanarasa. No, questo non è vero. Ah, non ti torna da tu? No, non mi torna. Se andato su ai Ciaici. È andata bene con Gianfranca. Ai Ciaici, dai, pareggio, ho pareggiato. Poi ho pareggiato. Oh, se vieni in su schermo, in sua impressioni che dinanzi a su numero di WhatsApp. Dunque, che se io le iscrivi, può partecipare, salutare, criticare, tutto su che io lesi, scrivi. E musica stia un noso, una clip, poi comprendi, proveni, l'argomento di oggi. Andiamo a sapere. Su turismo ormai è un mantra, non intendevo altra cosa, turismo di noi, turismo di Nias, de POP di turismo, tutto si va e tutto va uso per questo turismo, mai sta bene questo turismo, sa questione è manna, non è facile, e cominciamo a si presentare a comprendere i commenti tra ballai, si tutto si scombinando, che non ti offendi Federica, e cominciamo su dei monti, anzi dei su monti corrasi, a paese de corrasi, due stoliana, una bidda galana, prena de gente fainera. Ahí c'è Gianfranca, mi intendi? Già intendo. Sandu, presentati Pago, questa cooperativa Galavera, si sta tutto sei scombinando.
ascoltando, allora, noi siamo una società, non Una siamo una società. cooperativa, sì, sì. Abbiamo costituito questa società in trese, ego in atteras a due collegas a meas, su 1999, quindi a 6 su 1999, quindi siamo 20 in anno travagliando in vita. E noi sì, abbiamo cominciato quando siamo tornati dall'università. Abbiamo studiato due noi in Milano, comunicazione su IULM, quindi comunicazione e relazioni pubbliche. L'altra collega ha studiato geologia in Cagliari. L'idea nostra è di tornare a Bida in Sardegna e cercare di porre a frutto su abbiamo varie materie che abbiamo studiato, però cercare di aumente accettare una sfida che nos abbiamo posto noi e tutto. A lavorare fuori in ambito della comunicazione, della pubblicità e in tanti ambiti alla fine degli anni 90 meda ambioso, ed è stato sicuramente più facile. Però questo è stato questo richiamo a tornare a terra nostra, quindi abbiamo cominciato pensando a ponere un po' in risalto tutte le cose belle che teniamo noi. Quindi abbiamo creato questa società e abbiamo cominciato, dopo aver partecipato a un bando, a gestire su presidio turistico i bestie appunto dai 20 in vanno in vita e adesso in stauso creato grazie a un progetto interregionale. Siamo l'unico presidio che Galu è attivo. Questa barra attivo sempre è aperto tutto l'anno. Brava, Sa. Già non è facile, queste immagini della Sardegna è cappiata a me da sommari. Dunque, se fai turismo dei monti, commenti a Naudu, è già una sfida con sapuro. Infatti, se appunto l'obiettivo creando questi presidio turistici è di valorizzare le zone interne, quindi usasa le scimo e sono sempre stata un paese più disagiata, però sono vinas usas tenene prusu uno spirito autentico, sia di un stile di vita di ebistada, sia da possibilità di proposta di osar de AES, sono sicuramente diverse, sono particolari e ti entrare in un mondo che a suo posto possiamo narrare su essas costas, che vada sul mare, in vada una vita più lenta, veste un rapporto più stretto tra le persone. Noi teniamo una vita che possiamo narrare e sta evolvendosi, però insomma logare a tutto uso easy vie un po' in tortuve. Ma basa un luogo e non intende un'identità de orte. Noi se oviendi Gianfranca, se oviendi fino a su sito de Bosatrus, de Galaveras, che alcune immagini de su Gorrasi, de su costumi, di Oliena, de Sabida, tutte cose belle che ci teneisi in Oliena, no? Tutto osas e ne parte poi del suo lavoro nostro, il suo lavoro nostro è a valorizzare, a promuovere sul territorio, quindi l'ambiente e no, sicuramente la maggior parte di voi sono nos ed grazie a Dio è un ambiente bellissimo e non tiene bisogno di chissà per essere valorizzato. Però tantas iniziative, tantos eventi che noi organizziamo e servono a gusto a che battere gente e lo visitere sul territorio nostro rispettandolo entrando proprio a contatto in una natura e cerchiamo di mantenere autentica quanto più possibile e di vivere momenti sia uno di noi, di vivere esperienze e poi ti tirano dai tutto su fusione i beste cada dia in ambito lavorativo, personale, per entrare in qualche cosa e ti ha da scoprire un livello di umanità, il gallo di primo cercare di preservare i servizi da nostra. E io già in regione. Poi vi presentai a Federica, pure e ci vedo pago ping pong, pago un capitano, pago in Sabarbaggia. Federica, tu sei una guida turistica, già da 80 anni, tienes esperienze con Parigi Associates.
E su tu, e nareusu, non è turismo del mare, manco su tu. Posso un pruso è de città, di Campidane Castello, ma poi tutta sta Sardegna pure, vero, certo? E io trabalho in tutta sta Sardegna, de su 2009, a poco cominciato a lavorare in su 2009, famo laureata de vago. Cosa hai fatto? Tutta scuola tennis? Devo ho fatto 3 anni in Castello, in operatore culturale per il turismo, agora mi sono specializzata in Ferrara in progettazione turistica e progettazione di eventi culturali. E agora, per esempio, lavoro in noi come guida turistica, apparecchiare eventi e sul mondo della musica sarda e del sardo in questi anni. E poi acabavo un master in destination management 2 anni ora. Puro. Tanti nuda. Non si è acabata mai di studiare. Ospitis international, mi va piacere, mi va piacere. Ascolta, tu dunque sei concorda con questa guida de Castello? Ita bene intaviri i turisti a Castello? Dipende. Traballauso con turistas e con residenti. Voi con chi ne siete sicuro. traballando? Devo in Museo Traballenti con una società che nasce a pagos annos aoi, nasce grazie a due femminas, a Valentina Manganelli e Raffaella Carros. Questa società si narra da Arasole. Teneus base in Castello, ma paricciauso tour in tutta la Sardegna, prosche tutto in Susur, ma in Susur de Sardegna, ma in tutto l'isola. Se ovviamente vago immagini del sito del Bosato, sono me ne pure curioso, questa è una citazione. È una citazione di Cicci però Masala. da Sciemmo, abbiamo preparato. È una citazione di Cicci Masala, poi Rasolesti, una bida contata da Cicci Masala in un libro scritto da Issu, e dunque e questo è proprio su chi vuole usare con la Rasolè, cioè tornare ai reginisi e ai sbidas e alle identità di questa Sardegna. E dunque dove uso con gente di noi e tutto. Difatti sia, insomma anche un'orta sagida cerca di fare conoscere il logo in Castello, a Canta de Castello, non in Campidano. A sa gente che doi bividi che mancai certo logo sono due sconosciuti e tutto e con i turistas. Poi tutta questa gente che lavora con una Rasolè se uso guias professionali, lavora in inglese, spagnolo, francese, difatti, portoghese. Tu pure in inglese dopo bio. Bravo. E se uso vinza travel designers. Questo bolinai cacivunti turchi veuso in area archeologica, o situso con notoso in Susur de Sardegna, ma questa cosa che si braci di devrusa fai esti de preparai tour itinerarios secondo i passioni, i bisogni dei turistas, dunque ha fatto in suo momento personalizzato. Questa è sempre più questa cosa più bella che veuso. E poi ti si scioperavo del non fai turismo del mare, Bosatro. Non c'è sta bisogno, un po' conosci questa Sardegna del vai turismo del mare. Questo si dopo denti vai a solo su turistas. Ma è già vreno un ario sul mercato di operatori. Sì. Non è che sia già pieno, è che cannoso cioè si fragi di debrusa fai altro. Può evitare che sta gente che bene di noi conosce da scetti sommari o scetti logos che già conosci in tidottos e dunque andai a prendere sempre il debruso, sempre proprio logos. Ma è strano pure a Proillanta? Medasa. E come ti da conosci in questa Sardegna? Dipende, ci fonti questo che bene ti fonti già preparati e dunque la domanda te fai cose più precise, poi ti mancai fonti bene già tra volte e gente che proprio non scende in nuda. Cioè proprio disidepisinai in noi fonti. Surprise. Pensa che una turista brasiliana mi ha domandato di andare a Nora, a Mengiano e a Meri a Pompei. Eia, accanto. Gianfranca, 2 sesi. Sì. Strangio, sono di tenesi. Po turista sei in Oliana. Allora, io bindada in questo tempus una rosa verità non medas, agai su problema nostro
este sempre su problema in generale uno pau de tutusa Sardigna, però sa zonas interna argalu de prus. Come noi ontammo il supra de su arraseare, este cominciando, este iovia dell'Ardaiolo, e quindi si comincia da fare resta in la maggior parte sos paesi de Sarvidas, no, de tutusa Sardigna. Ita vaisi in Uliana, poco arrasegare. Non tenimmo noi una tradizione proprio particolare, che non tenimmo una maschera, o almeno noi stau facile vina si sono sta usato tanto si studio, non si sta gradi alla tenne noi spuro, ma noi stessi. E comunque su Ares è sempre festeggiato, è un'occasione, la prima occasione di divertimento a inizio e sanno, e poi dopo cominciando a Aresi, ma naturalmente si cessa. Però è sempre stato un me da partecipare, un me da divertire in estar, ballos o sarvoi. Ma in tutte le altre arbidas del suo circondario vada de tutto, gli cerde mamugliada, oroteddi, orani, sono tutto vidas, insomma, in soro. E usto che vatti gente di Nasave Nois, agai, andar riba da gente del continente, servir minores, non va me da sposto su vedromire, e quindi abida deve venire spesso. Come vediamo hanno, pare che uno c'è di incontrotendenza, non abbiamo galutegno particolare richiestas. Quindi abbiamo usteste sa cosa più difficile e riguarda da non solo a noi, ma a tutta la Sardegna. Vinasa ando non bada volos direttos e una possibilità di comunicare, di collegare la Sardegna e sia da a ostos o eccessivos e ne depera il riscalor di chi saite pro arrivare. Ecco, vinasa in questo momento amos allegare sempre de continuità, amos allegare del turismo in bassa stagione. Questo è interessante, Gianfranca, tu in area scafunti pagos il scollegamento su? Ne serve de brusu, secondo lui? Assolutamente ne serve de brusu. Carcanoa ed è badia da pur valor diretto, poi hanno cominciato a diminuire, sia da giorni salvaria su compagnia, usasa i pur gente da Ryanair, Volotea, Wizz Air, hanno truncau tanto volos. Questo significa che meda prospa a gente tiene essa possibilità di venire. Magari arrivando i sorvolos di linea, su pregio meda prusartu, di nave oltretutto tallonghiada. Sti scomodo, sta nave, sti scomodo. Este su problema teniamo da esempes. Questo sentimmo proprio cada anno e ando bada ulteriores taglios l'intendimo galu de prus. Agai, su arreseare este un richiamo a dimonare, resta un'occasione di ad incuriosire gente i veni dai tottuve. Agai tenimmo tutto questa sfilata, questo rito, questo rituale, sono unicos e i depimo preservare, valorizzare, ma depimo in modo vinasa isiana un'occasione pro travagliare un po' pro tutto canto la gente naturalmente ambia tutto. Ma intanto due festa oggi in Uliana, dopo fai festa? Vado una sfilata di piccineddo, cominciano insomma a fare a cocchere a Bellardo, in particolare l'associazione de sos anzianos, de questa cosa si occupa da vina saproloco, sono modos i servini pro resire, pro mantenere una comunità viva, pro mantenere sa tradizione nostra. E binas appunto per venire gente dai oras, quindi bada ateras sfiladas, ateras osas, a sabato, domenica, vinas a martis e poi a saterus a Padugalo. Quindi occasione di divertire in Uliana non ne mancherà mai. Bello Aici. Dunque, se una pregunta per Federica, è possibile apparecchiare destinazioni turistiche con le tradizioni della musica popolare? Può fare un esempio, i turistas strangios, da sconoscenti Leoneddas, grazie a Luca de Santa Maria Maddalena. Federica, Tana, i Leoneddas da sconoscenti turisti? Pago. Conosci o no?
Pagumeda. Ci punti gusto so che mancai già conoscenti sta Sardegna, quanti studiavo in anti si de benni noi e dunque casa scinti taesti, ma sa me lo parti non uscinti, non tanti mai intendiasa e a dolumano quando arriva anta non teni manco occasioni, poi da se intendi. Cioè si da sa depenti circa in YouTube. Sì. Quando Mo ti da faccio te una bella pregunta o domanda chi sia. Donna logo che anda in sul mondo, Deo mi piace a giriottai, ma Gianfranco pure è una che viaggia da dunque a giri usciti, Deo che ando a La Habana, sa capitale di Cuba, e lo intendi musica cubana, donne locali che ando a gatto musica cubana, in sa capitali, che ando in India, sa città di Brumanna, e lo intendi musica indiana, donne locali che ando intendo musica indiana. Che uno turista strano viene da Castello, che io da DPS sa capitali, e ora ti intendi musica sarda. No, pode. Fede, a onde devi andare? A onde ci domandavo se ascoltare musica sarda? Insistai tocca da tu mandai in calinco una bida, poi fai balluso de brazza. Ah, Poi tocca da Cesiri de Castello. A Cesiri de Castello. Poi in Castello c'è sti calinco un festival mancaia sa cabo de sistari. Scusa Fede, salutavo un amico a Bobore Bussa, bella puntata, a Dolumano mi devo spostare. Bobore, già da tornare a capitale, in su una contributo di puntata. Grazie, Sasibiri. Perdona, E dunque tocca da Cesiri de Castello. Tocca da Cesiri de Castello. Difatti si deo sempre impari con le spicciocca de Arasolè, ma con Lingua Bia e con Simponia in su 2017. E so cercavo di fare un evento che via in italiano e in inglese, poi due pesi va in inglese pure, poi se non sei turista non ti comprendi, con ballo sardo, su musica sarda, può dare occasioni a turisti di Sardinian Experience. È un bel esperimento via. Questo vi è stato un bel esperimento in moi quanto duravo? Tutti si stati adesso 2017 in moi dopo un quadrauso po' turopperetto, agenzia, po' gruppo privato hai stato tu vedi uno spettacolo di musica sarda andare su tu potevi una di aici uno spettacolo di musica sarda in noi binti non potenti ascoltare sa musica biri de accanta i sonoso launeda sorganito e finza sabiri e intendi commenti si baddada. Ah, bello, su ballo pure dunque. C'è questa è esperienza, badai impari con i suonatori e con sa gente del sul logo. Sì, Ci si spazia sta ricordando adesso che hanno fatto, dessa esperienza che hanno bivio e do conta attaccando d'orranta domo e mancai calincun altro. A proilla da po' badai con noso. Cosa buona. Gianfranca, quando arriva un turista, musica sarda, non intendi in Tinolina? Canta tenore, sonette. No, è di sicuro, sempre. Vero. Ragazzi, appunto, si pone le vinas in diverso locale, può capitare mesus de a musica attuale, moderna, de cada casta, la musica sarda non manca mai. Ma la cosa più bella è si bada troppittas de piccineddos o vinar minores a partire dai dogannos quando cominciano a inviare sabò no? Sono mineddos i diretto tenene s'idea e su desigio di imparare a cantare a tenore. Quindi ti può capitare di essere solandi su Ammino e biese una troppitta e si sono provando a cantare. Oppure entrano a un bar, uno ed una chitarra e tanto Antani sardo, oppure a su tenore. Questa occasione o di ballo sardo, scadis usa este erbona. Quindi bello aici. Una domanda a voi, anzi, potete due sa. Roberta De Nurri, riuscite davvero, cioè, ho li dici che i turisti andano a riba da fuori stagione, cioè foras de un mese de si stati in arriba gente in proillanta. Allora, tanto dove noi si stagione s'allunghiade rispetto a usai poda essere l'orde mare, quindi in questo ultimi anni che arriviamo vinas a su mese de Sant'Andria, per esempio, i bagalu di Erbellas, che arriviamo a 20 grados, tu e Viergalu, meda gente, i venidi in particolare, però visitare su territorio, quindi in escursione,
e arrivano e sono viene già documentato, cioè hanno esperau questo periodo ed è questo siamo meda contentos a gai se lo godini di pruso rispetto a un po' ad essere su un mese de tribulas o in tutto il mese del sestio che va troppo all'ore arrivano a documentaos quindi liscini te erano andare a bere e poi gaitotto appena i passa da sormese sprufrittor de siberro dai giannaglio breaglio dai marzo cominciamo a bere un certo numero di turistas i veneni cioè de turistas a narrare proprio de gente appassionata di ambiente, del territorio e di entrare a contatto i sardidas in un momento sia da pruso tranquillo, ecco, non più da esoturismo de massa e poi naturalmente non più godere sul contatto i gente locale. Ellos. Federica, e t'anaras tu? In Castello, un campidano in Castello, se sta allungata sta stagione o sempre con 2 mesi d'estate e boh? Basta no, si sta allungata a meta. Chi pensa che quando dopo comincia a traballare 6 anni a oggi, cioè si traballata vinza a Capodanni. tutto Capodanni. E poi a causa di traballare a capo di ogni assanti. E fendi bascapuro però. Fendi bascapuro, però è vero pure che sta gente si tu concorda tra mesi innanti, si tu un casano d'usciti, che tempo fai, quando punto arrivendi. E poi de su mese aprile comincia ad arrivare il francese, ma poi agosto secondo voi può morire dei low cost o poi è cambiata questa mentalità di sta conca dessa gente? Tutte e due cose. Poi ci punti pro boloso. Cosa sta con primavera estate del verano cominciano ad arrivare ci sono tutte le destinazioni europee e dunque se sti più facile arrivare tutto questo tretto accabanta quando un commento in mesella d'amini dunque poco gusto e poi tassa gente da conosci sempre di Bruso, sa Sardegna, conosci di cose sa diverse dessa Sardegna. Cioè chi pensa 15-20 anni oggi sa mello parte dessa gente che è arrivata, conoscia da Ispraia, sa Sommari, invece sa in moi sempre di Bruso sa gente, i turisti sa conoscenti ora sa ambienti, monumenti. Questo internet pure ormai con internet vai tutto. Quale vorresti un progetto tipico del turismo? Un po' uno strano, di Bolivia in Castello, secondo te? Su Camposanto de Bonaria, no? D'uscire tu Vicedo? Su Camposanto de Bonaria dove vedo proschettotto con gente di noi e tutto. Però sa gente che viene da fuori, sa vuole di conoscere sa cittadi, il logo su più bello, su monumento, su del porto, sul centro storico. Noi su vinzas a un tour meni sotterraneo su de Castello e bieu su calincuno sito pago con notu. Sempre sul centro storico sa cripta del San Sepolcro, sa cripta del Santa Restituta, ci fonti galleria sa che antimperau commenti rifugio antiaereo in la seconda guerra mondiale che fonti serrausa su pubblico questo via da su Camposanto de Bonaria monumentali, bello. Camposanto monumentale, questo è bello meda, poi sa gente che vive di noi in Sardegna, poi biri su Camposanto de Bonaria, è proprio una fotografia de Castello e me ne esprimo su de noi a capo del 800 si esprimo del 900 e è proprio una fotografia della società di Castelldaia bello lo so c'è Ottone Baccaredda Sicora Capra tutto personaggio su di Aici poi ci fonti statua d'importo bello fatta de sartorio artistica sa cosa no? In moi do esti Gigi Rivavuro. Dunque, se una domanda, e tanti pensate del suo problema del suo overtourism, Marco De Castello? Tu e tanti pensate, Federica? Troppo gente, overtourism. In Sistadi c'è troppo gente, difatti sì, serve da questo a fare travel design, a cercare di portare questa gente in altro luogo che non funti questo per visitare e che funti in tutte le guias turistiche, in tutto il Lonely Planet, poi tocca da fare uno show vero.
Chi voleva seguire a Bivi in quest'isola tocca da fare uno show vero. Non potevo tenere tutta sta gente in sa proprio praia, in 2000 persone in sa proprio praia che mancano di voti di acculliscetti 200. Eia, Gianfranca, su turismo è troppo o è concordato male? Tanti naras tu. Este troppo e concorda un male. Agai su overturism si che concentra torniamo sempre a un discorso, si che concentra in sar zona del mare, in si spiaggia, in tutta la costa o in sar cittades. Quindi probabilmente vi nascaglia ripeto sia da un po' d'assalto. Zarvidas e zonas internas de soffrini de manco naturalmente, meda de manco de ustu problema. Tant'è vero, ecco, noi bisogna pro andare incontro organizzando iniziative, eventos diversos, particolares, pro che tirare gente da esasi spiagge, si sabarrano tutto si stiu, un po' di monare rammontonao si pue, a fare sempre questa solita cosa, vino a lamentandosi, noi stande bene, e cercare di in modo che questa gente venga a servire da nostras e cercare di godere di esprusi in tranquillità, di podimonar di una vita più autentica. Quindi tutto questo vi suvato e vi volete un'organizzazione manna e con già da parte di questa regione una programmazione vuole data in modo tale che essa fora, cioè vi sia una comunicazione più efficace in questa zona dove bada troppo gente, però iscire e bada a Terolò si possono visitare verso l'interno e si può dire la Sardegna vera, una Sardegna magari ecco pescio Medardiso non conosce, neanche se l'immaginano e bada occasione durante tutto l'anno. Agai, la Sardegna, ecco, allego in questa zona nostra in particolare, teniamo estasa praticamente in cada mese. Eventi già esistevano, quindi questa tradizione. E tanto usatelo se per esempio noi il suo travaglio nostro organizziamo eventi non so legande di ortesa aperta si che ste non di questionauso Gianfranco una domanda tieni pazienza vago sì. Poi turista a Sardus ci arrennescesi organizzai escursioni si dotto in Sardu andando a contare il logo scelto in Sardu Marta De Birri grazie sei tanara di paesi guida in Sardu Gianfranca noi stenimmo la guida turistica nostra e la prima lingua che hanno imparato dai minores è sta su Sardu e quindi este su Sardu la lingua in cui pescias e in cui ti piace da legare quindi pro questo non bada nessun problema agai anzi è un piacere pro noi. Non spiega bene Armeda di dire andò arriva gente da oras stranieri in particolare e non si intende tra di noi allegando il sardo che noi sempre tra noi allegamo questa lingua nostra e abbarrana ispantaoso agai probabilmente Meda Riso non dice noi stenimo una lingua galu omo allegamo e intendimmo giustamente aumente la prima lingua nostra la lingua madre potremmo narrare. La escursione si sardo si aene. Commenti pure. Federica, questa parte sì, commenti si ho sposto. Pure. Devo trabalho, scesi trabalho pensa con su sardo, dunque sa tour itinerario in sardo, ma devo cerco di imparare calincuno fuedo, calincuno dicio è turista spuro. Ah, no. Non fu un malo, so no. Dicio su e fuedo su in sardo, poi si sprage di che tu disimpara calincuno cosa, isso si da scrinti da tornare a imparare. Si mandano i saluti su Sara Carlini e Mariam Fall. Saludos a vosotros, picciocas e grazie ad essersi iscritto. Gianfranca, vosotros di fatti spuntai in meda questa cosa dell'identità di sul logo, sa lingua e tradizioni, su costumi, pure di Oliana. Tenete un progetto bello del Sud Singio, del Sarricammo, bello questo. Sì, noi si amato diversi progetti, agai su Recrammo e ustas osasa dell'identità nostra sono una passione manna tenimo quindi aumente nos aggradina a noi si amo cercau de la sa son nos era sosateroso però la sa era apprezzare sa gente viene dai oras
Uno de estos modos este a organizzare mostras e eventos particolares a tema. O hanno amato una mostra e este comincià in occasione par dies prima de ortes apertas e poi che la momentesa vinas a su mese de Sant'Andria. Noi siamo all'estivo su ex collegio dei Gesuiti, este un edificio storico in Bestimbida, de Saine de su 1600, ande venio sur Gesuitas, quindi è un luogo già particolarmente bello, viene under voido. In intro di cui bada zeta posentos, medamannos, uve amato un allestimento in totus aspettos de sa vestimenta nostra, in particolare de sarde seminas, ma catipetu vinar de sommine. E l'amato in un modo artistico che non tenevamo intenzione di certo di avere un museo etnografico. Eravamo regalare, potremmo dire, un viaggio in sa identità nostra, viaggiando attraverso la presentazione di questo aspetto. Entrando a questo aposento ti paria da essere coinvolto in un ballutondo, magari viene esposta a spronare totus tunicas. E se vendi i costumi e le immagini di questa mostra. Ilos de seda, ahí c'è. Commente? Ilos de seda. Sì, esatto, ilos de seda e de oro. E de oro, duro. Los elementos, i servini, la seda e sus ilor de oro, però ere su recramo. Este sta una cosa e este aggradiamedissimo, cabatiu gente veramente detto tu, noi siamo a Barrasa proprio spantas e non siamo resas onto e sa persone se usto i volene, cioè a onnosere l'identità prus autentica de cada vita, de cada luogo. E cada vita sa Sardegna tiene una personalità sua, tiene una vestimenta sua. E promeda sono una scoperta assoluta. Viene a che tu intras pure a contatto in sa vita i besti in cada vita, cioè questo vestire sono reclamau, sono attoso da eminas e dall'uomo lo saene. Questo è interessante. Ruindari femmina sa chi cinti così ancora e fanti su costumi, giovuneddas che funti imparenti. Sì, del suo reclamo, e si cade scritto medissima spicinar giovanas e ustaidi già uno corso che sconcordau? Ella ha matto tanto cursos. Uno corso este del suo reclamo del suo muncadore. E este osa su pezzo pro noto del suo stumene nostro, tutto reclamau i sorprese olorauso, i lor de sede de oro in colores sgargianti, bellissimos. Poi beste un altro corso imparada a fare essa misa. È un pezzo difficilissimo, agai este tutto bianca, la misa e richiede un'abilità particolare. Poi beste su corso su tessingiu, su corso de sa tunica e de su gippone, bada una emmina anziana e nos ha concesso l'onore, potremmo proprio narrare, che non l'avevamo mai fatto prima, di imparare a sar giovanas a fare questo aspetto, perché se no rischiamo che la perde questa tradizione. È troppo difficile, è lenta, è beda tempo e a volte a sor giovane manca sa pazienza. Ma se il mondo ha cambiato meda e tieni pressi sul mondo di oggi. Siamo sempre corrente. Invece magari se non fermiamo un po' o non godiamo venire di prossa vita. Eia, sì signori. Fede, in Castello ne vedo viri de cosa di identità, di vidas di accanto, di suo capitano, costumi, domus capitanesas, launeddas, musica, pragenti meda. Calincuno ti tocca da simmovite Castello, ma questo è bello pure, si ci muovi, a fai comprendi che non c'è sti scetti sta città, ma c'è un mondo a fuori da questa città che è fatto di bidas, chi ogni abita tiene di identità e sa comunità di cosa sua, chi vive in Gunisi e traballa in Gunisi e poi ti vinzas a entrare in contatto con sa gente dei bidas, con i locali, sì.
Eia. Dunque, mo è regione di turismo pago per uso in generale. Gianfranca, interveni tu pure, mancai non sia sta in noi in presenza. Bobbore Bussa, amico che è iscritto prima, ha fatto questo articolo, ma che tu polemico pure, perché assommi in queste occasioni, no? Ti piace ad ogni occasione, no? Criticavano paghetto, non sta politica, tra virgolette, adesso turismo, poi isso andavo, questo turismo andava bene, però tu devi governare in noso, ci devi guadagnare in noso. E ti senti bene da pucciacca nostra di tutto questo turismo. E dunque ha fatto una varica di proposte, che in una occasione era pure. Però isso un'ara da bonai, una, ne so pischende una tra i stanti. E ti devi spuntare a su turismo d'elite o su turismo de massa. E ti si dà racconto a noi su De Bruzzo. A essi sa gente in mera o essi vago, però mancai prusa ricca e spendendo De Bruzzo. E ti nara stu. Federico. Turismo de massa no, ma neanche scetti il turismo deli, tocca da trovare un equilibrio, ma in cosa, sa? Poi ne scetti gente d'elite che va da me, cioè, penso che finché da sa gente che pago ricca devi tenere occasioni di viaggiare e di girare sul mondo, dunque non potevo arricchire scetti gente chi può spendere di in meda. Ma mancai in cui 3 mesi si gente ricca a meda e tutto si arresta e sanno e morto de fame. E tanti nada, sa. No. Ti piace questa politica? Ne manco gusto, ti piace? Ne manco. So depeso su turismo tenete da regione che su turismo vuole di progettare e questo che ha mancato in noi in Sardegna, calincuno, cioè me lo parti dei sorta, sa. Tocca a governare, a progettare su turismo, a comprendi sa gente mobili di conosci identità e cose più autentiche di un luogo. Dunque sa gente non vuole parlare scetti sul resort in Savraia, setti disi a piegare su soli a sentire di Raya andai niente che sapisci. Sa gente vuole di vinza sa. E questo è il turismo che noi dobbiamo cercare di acciappare. Sa gente che vuole di conoscere di adero su chi ne vive in Sardegna, i tacesti in quest'isola, quali esperienze, quali faina potete usare quando sei in vacanza in Gonisi. Questo è il sciogliere che dobbiamo fare. Cioè, tenni gente che vuole di comprendi chi ne c'è in Sardegna. Poi non si può di bivi scetti de turismo. Questa è un'altra questione, ma è una cosa, no, su de bivi scetti de turismo. Prima regola adesso marketing, tocca da differenziare. Sei già sbagliando. Sei già sbagliando. Chi capita da una cosa tipo su Covid, chi si prima tutto. Ciao. T'avveso, no, non si può di bivi di turismo scetti, non tutto su volevo su bivi di turismo, non tutto su bravo a traballare in suo mondo del suo turismo, è giusto a differenziare l'economia. A differenziare. Gianfranca, e tanti naras tu? Turismo d'elite o turismo de massa, vostra Sardegna? E tanti naras tu? Vidia R spesso una via de mesus, agai. Turismo de massa è sta cosa peius. Il turismo de massa lo pescio in un'accezione negativa, quindi pescio a gente e arribada e non tiene neanche un'idea precisa di dove è. O si camuntona da solo in Cussolo, o so isuno prusu de richiamo, uso sprusu de quisallega de prusu, beba prus promozione, e non tiene interesse a entrare veramente in spirito di una regione e di una terra che tiene meda de prur di offrire. Abbiamo da per dare prima di tutto noi sprur valore a su isemmo e a su itenimmo, lo valorizzare di prusu, ponendo sospreior giustos, però offrendo vina servizio de gabale. Quindi di primo a in modo non che arrivi da solo gente ricca, che non mi pare giusto che tirare questa possibilità a io non tenere una capacità di spendere meda di non vivere. E dunque a Sardegna deve essere più barato o più cara? Tanaras? No, in certe cose secondo me deve essere più cara e gai in questo modo diamo più valore a su idammo. A gai, se noi dobbiamo puntare di pruso a una
a un'unione vera tra su turismo e esa produzione locale, per esempio. Ego io preferres i soso locales, i soso ristorantes, dove si vada a mangiare, dove si vada a comprare prodotti, si possono essere da su pane, su asu, su vino, su oggiu, tengiano su pregiu in meritana sos prodotti i veramente valen, cioè sos prodotti nostros, uso de esas producciones locales, territoriales, non curso si altas sur discount, a ubesi che vana, tutto uso si sono turisti di massa. Difatti, Bobore, in questo articolo donare a questa cosa pure, che deve premiare i operatori che proponenti questa cosa de sul logo, questa cosa papai, questa cosa buffai, tutto su che è identità di sul logo, no? Questo è una cosa importantissima, no? E cerchiamo sempre di là, e sa che teniamo tantos produttori locali e cada evento IAIM noi inserimo sempre o degustazione dei prodotti o in qualche modo cerchiamo di loro valorizzare e los noses, quando tu vas a presentare un prodotto, per esempio soggio di oliva, i prodotti sul territorio nostro e beni di tutto il procedimento viene seguito aumente avanti ma avvantaggiando si vinas ad essa tecnica novas per ottenere un prodotto veramente di eccellenza e di qualità. Quando tu gli spiega a questa gente, gli è stare, è disponibile, accetta volentieri de pare di Prus. Una domanda Gianfranca, voi promuovi meglio il logos de Sardegna, fate pure escursioni con i scolas, poi vai conosci il logos oppure spiccioccheddos, maestra Giovanna de Santuengio, con i scolas traballaisi Gianfranca o no? Tutte le società si organizzano le escursioni no? E propongono pacchettos proprio pro esas olas. Uso sono pacchettos didatticos proprio pro lisa ed imparare a sospiccineddos a tenere amore pro sa terra ove istana, pro la onnos, pro l'intendere in intro de issoso, pro la rispettare, pro la preservare e pro la vivere de prusu. Quindi tutte le società li organizzano appunto le escursioni e l'UAN e noi il suo lavoro nostro anda in eventos facciamo sempre vinas a sospiccineddos e lo coinvolgimo, lo mutimo per esempio anda in ustar mostras però l'isare onnos es osas mancari viene cada die in domo de cada uno va a pronare un ustumene viene tantas osas ma non las osservano non kirkana de un prendere veramente dai tarriban tutte queste cose. Quindi sospiccineddos minores vogliono sempre coinvoltos in cada iniziativa. Un messaggio da Facebook da Marco Giuliano: i turisti cercano qualcosa che li rende sardi veri anche solo per una giornata. Poi re sicuro, i turisti sa fede, solo intendi sardos, manca i vestiti di una discetti, razzi onori. Innanzi si è toccato a comprare dei tavolini e essere sardi veri. A Giummai non dicevo manco un'osa ancora. Con i scolas traballaisi, Federica? Certo, traballato con i scolas, con itinerarios, con laboratorios didatticos. Devo traballare ovunque con i scolas, con laboratorios de turismo rispettoso, poi pius in sardo, potete fare comprendere da penti comportai quando viaggiano, si importa de non fai certe cose, non toccai sperdas nei siti nei siti archeologici, non pigai sarena quando punti in Sabraia. Ma se tu spista sei di dicedo su non è tanti. Quando do canta solina del metti tocca. No, mangia di una cosa. Dici che sono serio, insomma, anche no. Beh, c'è da mancare altro. Questo cappello de turista di a misura de francese, Saludos Andrea Serpi de Santuingio, grazie a Andrea, grazie a Marco Giuliano de prima lavoro non dappo salutau. Cristiano in manna del turismo, sempre bocata a pillo de San Miconosto, Bobore de Sarticoleddu, tassa di soggiorno. Bella questione. Moi donne a logo che andas a tassa di soggiorno. Ma non c'è in Sardegna, no? No, in tutto sul mondo. Tutto sul mondo, Sul mondo. Che tanti pensi tu? Tocca capire i commenti da impera da su comune. A me ma da pragia comprendi poi da imperanta. Poi da imperanta su di noi chi bene di dessa tassa di soggiorno. Chi da imperanta poi fai. Su Deo però.
Tu fai cose sa de importu sociali, intanto su sei preciata. Poi temo se sono questioni di sempre di sostenibilità ambientali, ma in suo turismo sostenibilità di stivinza economica e sociali. Non scetti Tu ambientali. in area dopo di davano in bucciacca non serve di tassa No, di... certo. Deve essere imparata, possa ambiente. Possa succedere, ma pensa se può aiutare. O debito resa comunità. Debito reso comunità, certo. Gianfranca, tassa di soggiorno e tanti nara stui, di accordi usesi? Ecco, pure non so contraria a sta tassa del soggiorno, però di bisoggiare a fare in modo che sia da un ritorno dessa motivazione del ponne su sta tassa di soggiorno, anche se muovendo la sono ponendo in tutt'uve in cada vita, però di prima servinas onestos e abortas e alle cose impese dessas zonas internas sono usasi o nos o di prus, poi esas comunes costieros o si via di prus in chi te viene investia sa tassa di soggiorno. Per quanto riguarda sarvidas minores, di bisoggiare alla surare di prus sarvidas, a tenere prus attenzione non solo a estetica, che può essere di una vita, però la rendere cante prus attraentes e a ere oppure a osas che coinvolgano di prusu noisi residentes in un impegno e sia poi rivolto a giustificare questa tassa per i venire da oras. Quindi iniziativa ecco, i torrene e diano un senso a imporre questa tassa, anche se non aborta a barra di un'incognita. E certo che si davano in bucciacca e spacciavo in cunisi non serve da nulla. Gai non serve da nulla, non dobbiamo meggiorare sarvidas, però meggiorare sa vita di sarvidas l'arvivere. Anche se manca da l'aspetto antropologico, l'aspetto umano di vista di sarvidas, naturalmente si perde tutto, comincia da spopolamento, cominciano a essere vidas un po' un fantasma, quindi questa tassa di soggiorno, se si chiama questa gente che è residente abitualmente, de gusto di questionare, tariffa residenti, tanti pensa tu, di accordi usesi, a fare un prezzo diverso, con ischi biventi sul logo, residenti. Sì, a differenziare su costo residente di sicuro, a gai, cioè, los incentivas a barrare, se non a barrare in certa vita minores, e tenen esempio per o servizios, cominciano a tancare i servizios principales, de base, sa gente poi non va guanta pruso, deppimo vivere bene, non nos podimo solo a erbellos, ando bitenimo estasa, i beni sa gente non ponimo in mostra, non ponimo in vetrina, e lo abbiamo prososateros, noi deppimo vivere bene, noi si bistammo, noi, quindi è giusto, è vista paede de manco. Tu Itana, Fede? Io penso commenti a Gianfranca. Se non casa da cabauso commenti di Disneyland, e ma no sono seu su Disneyland, seu su un'isola e non c'è gente che due bividi, gente che due traballada e dunque casa tocca da a ponni a donare priorità a sa gente che due bividi, cioè anda bene il suo turismo, anda bene da fare a proillare sa gente, ma tocca da innanzi di tutto a fare alla stessa gente che due bividi noi, che non si indiandidi. Certo. Perciò a casa sto turismo fai danno pure, poi agguantai sul logo limpio, bello e tutto quanto costa da, dunque oli dinai, ischi due biventi nei logos, a volte senti dependandai poi ti arrivano i turisti e operenti bottegas dei turisti e ristoranti, se cosa cambia da un vaghetto ambienti sul logo, sa storia, dunque oli di governao. Secondo tu, qual è una cosa negativa del suo turismo e ti astannai? La prima cosa che mi viene da conca è una cosa che manca non succede di meni vidas a proprietichedas, ma succede di me in Castello e in isbidas dessa costa e è impossibile agattare un apposento a pesoni poi i prezzi su fonti troppo alti o poi sul centro storico oramai sa gente che tiene da apposento su ingunisi preferite a dosu l'assai manca sbuido su calincun un mesi in sierro ma tu sostenni c'è tipo turista sa insistati e dunque se di questa maniera tu perdi questa identità di sul logo poi ponai in calincun quartieri
de Casteddu in mo ci punti turistas e se perdia S'identità s'identità de sul luogo. sul luogo. Gianfranca, una cosa negativa del turismo, voi dove testi? E vinas pro me este usa condizione iti che vattidi a ti comportare o a fa es osas a issos lis poden aggradire, a ievene dai oras. Omo probabilmente quest'idea non la condivide totus, però a me per pronarrere non mi piaghe soso arraseare a tu in istiu. Per vero, Questo vero. Bella questione, bella questione. Questo viene da in sud istiu arrivano detto tu, magari uno può narrare, ma la gente tiene opportunità di venire solo in istiu. Però proite noi non dobbiamo ridicolizzare, che in certi casi sono proprio di ustus e mallegande, e nos ridurre quasi a macchiettas a ende questa rappresentazione di autentico poi non tenene nuda a su arraseare stini verro e noi si servidar interno in tutto il Sardegna dove si vesteggia dove si celebra da Purimo a narrare l'intendene su oro. Quindi quando tu lo hai in un altro periodo, in particolare se lo hai a mese agosto, i bada 40 grados, andando e ballando in questa spedes, solo pro avere un spettacolo, si appunto spettacolarizzante, una cosa invece è parte dell'identità nostra, della storia nostra, e questo lo abbiamo agai liscimo i piaghe, a che la gente si lisetta, e tanto no, depende vennes, sperando si torna oro prima o poi a risolvere questa cosa del sorvolo, a fare in modo che la gente tenga più opportunità di venire e questo nos aiuta a non preservare l'identità vera nostra, a non nos costringere, poi non lo ha ovviamente, però è rappresentazione ergoi. Gianfranca, ti devo mai che a suo tempo si bola da. Oh. A onde da Cattauso? Galaveras, internet, social, sito, dove è questo indirizzo? Nos attaisi in Facebook, la pagina è Presidio Turistico Galaveras Oliena, e in Instagram Galaveras Oliena, e gaitotto nos attervinas in YouTube. Ci sono tutti i eventi amato. Lancio solo un'anticipazione, noi si pro sapassa a tornare a perdere una mostra de su reclamo in tutta una serie di novitades, quindi si settamino lì a propassa. Grazie a Gianfranca, grazie a me, Fede, onde da Cattauso, sito, social, Arasole. Tutto si so. Arasole, appuntamento si possa cabecida, che rasegare di Mammuiada, Ozzana, all'Ard, Film Festival in Casteddu, finza a su primo, sabato, su primo di marzo in Aristanisi, vassellata storica del suo libro de Monica Dronci, diario di Eleonora d'Arborea, e domenico su Duso, Renzo Cugis, amico nostro, filastrocca e rock and roll in Ceraggio su Sie Boy, no su Sibiesu, Sagita Gintrada. Grazie a tutti, Sibiri. Grazie a Sibiri. Questa vaina è fatta con s'aggiudu dessa Regione Autonoma de Sardigna, imprentas 2024-2025, lei dessa Regione 22 de su 2018.